sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera. Sul cappello che noi portiamo c'è una penna rossa e nera che ci serve da bandiera su quei monti. E se veloce non vai ballesti in questa stazione, porca miseria, e ora è. Bobo, il biglietto l'ho fatto. Adesso chiedo un po' l'orario, se ci trovo qualcuno qua. Mi vai sul deserto, non si finisce. Buongiorno. Buongiorno a lei, comandante. Mi sarebbe dire qual è l'orario che parte il treno mio che mi deve portare giù? Il suo treno, tardi permettendo, passerà alle 3:20, comunque glielo indicherò io. Appena giunge, c'è solo un binario che va verso il sud. Comunque, si ricordi, se non ci sono ritardi, il suo treno passerà alle 3:20. Grazie molte, sì signore, già mi toccano. 20 treni in ritardo e 3 che sono in orario. C'è nulla. Inno d'Italia. Capitano ha detto, questo lo devi imparare a memoria, che lo dobbiamo cantare per la festa del corpo, il corpo degli alpini. Mica scherzando, guarda, mi ha detto che l'ha scritto uno del poeta di Cagliari, che ha il cognome uguale a tuo. Ma vedi, se tanti già si partono in castello, non sa te, per tutto. Vedi che non riesco a mandare, sempre. Sì, quando lo dirò a Vitalia, sposa mia, già sarà poco contento di questo incarico che mi hanno dato. Non vedo l'ora di imbrasarla forte, da molto che non la imbraso forte. Ci dobbiamo sposare noi, sì. Lei è studiata, non è come a me, no, che ho la terza elementare. Ma dovevo lavorare a casa, in campagna, magari dare. A proposito, mi devo anche leggere ancora la lettera di Agnesa, di sorella mia, che me l'ha consegnata insieme quando c'era il capitano con l'Inno d'Italia, volgarità, però adesso prima mi leggo la lettera che mi serve di più, che sono da molto che non. Comunque siamo gente onesta, gente seria, anche se non abbiamo studiato, però nonno ci diceva rimedotto su sa serietà di onestoso. Tanto c'è scritto no. Tutto giusta sta appiccicoso, già è difficile quando è tutto giusta, mo è fratello Italia. E te saprò, vero? E chi è che sta scrivendo? Agnesa sta già scrivendomi di Vitalia, sa sposa mia. Vitalia si allesta. Ti devo denuncipiu. E cos'è che dovrei sapere? Che cosa? Come scrive questa in portoghese di Agnesa, ma sei incinta alla festa. Incinta? L'Italia mia incinta. Questa è una nuova. Ci deve essere un errore di sbaglio, ci deve essere. Agnesa mia, cosa mi stai scrivendo a me? Io che l'ho sempre rispettata quella. Perché era lei che si voleva. Sì, si voleva conservare tutto. Prima della prima notte del matrimonio non c'era da fare niente. Branna un vescovo del Vorlo, Benimini di Santo Giuseppe Santa Maria, che salvia. Dove era arrivato?
serva che si è incinta alla festa. Dov'è zia Vittoria la porta a gloria? Già è serva di Roma e Dio la creò. C'ho freddo mameli. C'ho freddo mameli. Cosa c'entra adesso di scrivere che c'ho freddo? Altro che conto. Ma voi, sorella mia, ma perché scrivi che Gloria è andata a Roma si è accordata con zia Vittoria? Ah? Zia Vittoria è la comare di zia Giuseppina, la suocera, la mia suocera. Due bella chicchiasa, grazie a Dio. Quando si vuole questionare, da passare ognuno di scenderute sul gazzettino e sul mio messaggio la vostra Paris. Qualcuno mi dovrà spiegare cosa è successo. Ma come arrivo a Tianenbascio, lampo sul regale di chi è casa questa storia, ma qualcuno mi dovrà spiegare cosa è successo. Senti già per sbordicare io, questo te lo vedo, a barrarsi tranquillo tutto, cioè,